Quali le novità di Fratelli d'Italia a Porto Empedocle sul dissalatore in costruzione? Ma guardi, noi la scorsa settimana abbiamo fatto un comunicato stampa in cui ci dicevamo non contrari, perché il dissalatore è un'opera utile e necessaria per tutta per la città di Agrigento e anche per alcuni comuni limitrofi, tra cui anche Porto Empedocle. Riteniamo ancora che il sito in cui si sta allocando questo dissalatore non è adatto per quanto riguarda la città di Porto Empedocle, perché compromette ancora una volta la spiaggia di Marinella, tutto il litorale. È come se ci mettessimo un cavallo di Troia dentro la città. Ma detto questo, dico, noi siamo assolutamente favorevoli ai dissalatori, riteniamo che siano opportuni farli nella zona ASI, visto che il nostro comune è una zona ASI, tra l'altro anche molto vasta, in cui si potrebbero fare lì non uno, ma anche forse 2 o 3 dissalatori che servirebbero non solo ad Agrigento, ma anche a tutta la provincia. E naturalmente riteniamo il nostro è stato un pungolo verso l'amministrazione e verso anche la società civile che si era anche mossa prima di noi e noi abbiamo anche cercato di dare seguito a questa loro iniziativa. Questa divergenza con l'amministrazione rappresentata dal vostro partito, l'assessore Gallo, insomma, una cosa ovviamente non l'avete concordata, ecco, come mai questo cortocircuito? Ma non è che non è stata concordata, praticamente noi, il direttivo, ho esternato io il comunicato a alcuni membri del direttivo e avevano condiviso la maggior parte del testo del comunicato. Ho cercato di contattare l'assessore in carica nostro di Fratelli d'Italia, ma non ho avuto risposta, quindi ho ritenuto opportuno, avendo la maggioranza del coordinamento cittadino, di inviare lo stesso comunicato, che comunque non era una critica verso l'amministrazione, anzi era un voler chiarire, perché c'era troppo silenzio fino a qualche settimana fa su questa importante opera, un'opera che sta sventrando la città nella zona bassa, sta tagliando in due la via Empedocle. Proprio ieri ci sono state delle lamentele dei locali, delle attività commerciali che sono adiacenti al porto, che in questo momento, quasi in piena stagione estiva, si ritrovano con un cantiere proprio davanti alla porta e forse lavorano la metà di quello che lavoravano lo scorso anno, diciamo, a pieno regime. Ma noi il sindaco ha dichiarato che lui era contrario a questa allocazione lì all'Enel, che però è stata una decisione dei vertici della protezione civile regionale di allocarlo presso l'Enel. Sì, anche io ho letto il comunicato del sindaco, che ritengo giusto e doveroso, anzi mi ha fatto molto piacere. Probabilmente il nostro è stato un pungolo importante che ha avuto un moto d'orgoglio da parte verso l'amministrazione comunale. Riteniamo, forse con un po' di ritardo, si poteva agire con più tempestività, senza ombra di dubbio. Certo, le scelte regionali in qualche modo comunque si possono contrastare all'inizio, essendo un sindaco di una città importante come Porto Empedocle, che è sempre stato volano per la provincia di Agrigento. Non possiamo sempre farci, come dire, calare le cose dall'alto e accettare supinamente. C'è una giunta, c'è un sindaco, ci sono dei partiti politici presenti sul territorio, ci sono delle associazioni e questi vanno tutti ascoltati. Ci sono dei rappresentanti del vostro partito insieme all'assemblea come assessori, quindi il riferimento ci può essere benissimo. Assolutamente, il riferimento c'è, però le cose vanno in ogni caso condivise col gruppo consiliare, condiviso col coordinamento, visto che noi ormai da marzo facciamo, come dire, politica attiva sul territorio, essendo il primo partito d'Italia, essendo ripeto, il primo partito d'Italia, in maggioranza alla regione. Siamo anche in giunta qui al comune, quindi vogliamo anche essere, come dire, tenuti in considerazione, non solo perché abbiamo l'assessore lì in giunta, ma anche perché siamo un gruppo politico che cerca di crescere e cerca soprattutto di dare una spinta propositiva alla città, cercando di dare anche soluzioni, non solo facendo critiche. Noi siamo anche pronti a sederci a un tavolo e creare soluzioni e cose buone per